Amici di Directa Sport, benvenuti al Paladante di Sesto, bentornati per questo primo turno dei playoff di Serie A2, girone A. Inizia ora Città di Sesto Mantova, finlandese, non è preciso subito il tentativo da parte di Ruffine di innescare un tiro al volo del compagno, che si sposta il pallone, lo perde, possibilità di 3 contro 2 per il Mantova con Di Guida. Zanatta mette le mani, sarà calcio d'angolo per il Mantova, che è rimasto così come Manzali dopo la promozione. Eccolo qui proprio Manzali a ricevere, a calciare alto però. Ora Dall'Onder che prova a lottare con il fisico, l'Eleco la tiene lì, raddoppiato, alla fine il pallone arriva per Ruffine, la palla che resta lì. Dall'Onder ora va a ricevere da Epp, può provare a girarsi ma si ritrova praticamente tutta la difesa del Mantova addosso. Ruffine per Epp che l'Eleco la gioca corta dove c'è Chitola, poi la pressione su Di Guida da parte di Osian. Ruffine che recupera un altro pallone, lo gioca di prima e segna, ed è Ruffine. 4 minuti esatti, Città di Sesto 1, Mantova 0, con il gol del capitano Eder Ruffine. Una reazione dopo un inizio non all'altezza. Manzali, il tiro con il destro a parte del brasiliano. Infatti Asquer la tocca per Ruggiu, la tiene lì Fontaniello. Il pallone giocato all'indietro che arriva ora a Ziberi, può provare ad andarsene, il tiro che colpisce il palo. Ecco ora il limite alla propria area di rigore, che però apre poi scampo, c'è campo aperto per Ziberi, che invece sarà lo schema per il tiro al volo di Ziberi. Ancora lui, recupero del Città di Sesto, provare qui la conclusione al volo di Ruggio, la tiene lì Fontaniello, possibilità per concludere. Qui Ruffine, Dall'Onder riceve spalle alla porta, prova a sfruttare il suo fisico, si gira con il destro, la possibilità di segnare il secondo palo. Dall'Onder al volo, controllo di Chitola che cerca qui il tentativo di testa, poi Asquer al volo. Ganzetti va proprio lui a ricevere, si gira sul sinistro con Ruffine, adesso la battuta per la conclusione al volo di Asquer, di poco fuori. Asquer che però non funziona per liberarlo, alla fine si va da Ruffine. Ganzetti controlla, può trovare lo spazio per concludere, in tuffo Fontaniello che controlla, calcia col sinistro, c'è anche una deviazione. Zanatta, palla per Ruffine, può andare con il sinistro, preferisce dare da Ganzetti che si gira. Ganzetti, e c'è il 2-0, il raddoppio d'Andrea Ganzetti, segna ancora il Città di Sesto con il numero 92 che arriva Di Guida, poi dall'altra parte numero cercato dall'Eleco, il tentativo da parte di Manzali là per Chitola. Attenzione a Manzali, prova a fare tutto da solo Chitola, la respinta centrale di Zanatta. Eccolo qui la palla dall'altra parte per Ziberi, Zanatta in tuffo, poi successivamente Manzali, la conclusione forte ma fuori. Ruffine qui con una bella giocata per Ruggiu, di poco fuori con il sinistro. Eccolo qui la battuta, ma c'è il tocco con il piede di Zanatta, di lancio del brasiliano, la palla che però finisce direttamente per Zanatta che innesca Square, sinistro al volo, e sarà infatti tiro libero. Manzali può andare alla conclusione, ancora Zanatta, non vuole invece da Dall'Onder che la mette giù col petto, vince anche il rimpallo. Dall'Onder, centrale e sulla respinta con il destro Osian, la palla per Ruffine, alta, la lascia lì per Dall'Onder, se la mette sul sinistro, il palo di Dall'Onder. Epp per Dall'Onder che prende posizione 1 contro 1 con Di Guida, il sinistro di Dall'Onder, si va dalla parte opposta, il tunnel con Osio che prova a metterla a terra, c'è però la pressione, il tiro sull'esterno che ha recuperato qui il pallone ma lo perde nuovamente Osio con il sinistro. Zanatta, la porta è vuota ma c'è Ruggiu che arriva prima di tutti, allontana dove c'è Lutta, ancora con Ortega che prova a mettersela sul sinistro, palla fuori, palla per Ruggiu, sinistro alto, la palla a cercare Ziberi. Ganzetti che ha preso fiducia dopo il gol, se ne va in dribbling, attenzione ancora Ganzetti, vuole lo spazio per il tiro e va vicinissimo alla doppietta. Ziberi 1 contro 1 con Ruggiu, c'è tanto campo per il macedone, la traversa di Ziberi. Qui Osian è stato protagonista con una doppietta e proprio Osian va a ricevere in questo momento e trova l'esterno della rete. 10 sarà calcio d'angolo battuto proprio in questo momento per Manzali. Zanatta, dire ancora no, laterale da cui però il
Mantova riesce ad uscire e può andare in contropiede con Leleko, Zanatta ancora a dire no e si prende gli applausi del Paladante. Manzali, eccolo qui ancora il duello con Ruffine, prova ad andarsene Manzali, il sinistro chiuso e poi allontana. Il fatto della scelta di lasciare solo un uomo in barriera. Vediamo qual è la soluzione di Ruffine. Fontaniello, Casu non sa bene che fare del pallone, rischia di perderlo alla posizione. Palla per Di Guida che colpisce ancora il palo. La sesta possibilità di 1 contro 3 visto che ha recuperato il Mantova. Osian prova comunque l'azione personale, può arrivare invece sul pallone per Di Guida che la mette a terra. Zanatta ancora su Ziberi. L'italo brasiliano è arrivato a dicembre per il Città di Sesto. La palla per Asquer, c'è una deviazione. Asquer per murare 2 volte Lute e poi Ruggio addirittura dalla sua metà campo fa arretrare ancora la barriera Alessandra Carradori. Vediamo quale sarà la scelta per far calciare Ruggio. Fontaniello a dire no. Attenzione a 2, battuta dal Città di Sesto che ha innescato il sinistro di Ruggio. Ancora Ruggio e stavolta segna 3-0 Luca Ruggio, un sinistro imprendibile per Alessandro Fontaniello questa volta. Per Ganzetti, Ruggio a Square di prima con l'esterno, si fa anticipare Epp ma poi arriva sul controllo non perfetto di Roccia. Ganzetti, 2 su di lui, se ne va Ganzetti! Un gol fantastico di Andrea Ganzetti, la doppietta, il poker del Città di Sesto sul Mantova in questa andata dei playoff. Da parte Ortega, Leleko, intanto il tiro non va troppo lontano dalla porta a Square che riceve invece ora il finlandese. Il passaggio intercettato da Casu, attenzione a Casu per Dall'Onder il palo con la testa, non riesce però nel numero. La palla per Manzali, 4-1 Mantova, gol della bandiera con Chitola. Manzali, raddoppiato ancora Manzali, si libera di Ruffine e sfiora la doppietta Manzali, incredibile. La lancia lunga, segna la resa, finisce così al Paladante di Sesto, 4-1 per il Città di Sesto sul Mantova.